Quanti anni ha durato la guerra? 3 anni? Sì, ma... Allora avevo, aspetta, 5-8 anni. 8 anni. C'è la signora Concheri, adesso le presento un po' tutti, che ne ha 96 di anni. 96 anni a lei. 96? Complimenti. 14 anni quella volta che siamo scappati. Si ricorda molto bene allora. C'è il signor Petronio che ne ha 95, 96. Cosa vende lei? Io non La vendo, guerra mondiale. io non vendo niente. Devo solo sentire i vostri ricordi sulla prima guerra mondiale. Ecco, chi si ricorda? Ecco, bravo. Allora, io già che vedo che la signora era la più Grandina, ma era anziana. era grandino anche lui. E lei classe? Sono stato prigioniero anche. Sì, sotto i... Beh, vengo che non In Germania, sempre durante la prima guerra mondiale. prima, Non posso nella prima guerra mondiale sono stato in Austria. Mi hanno portato in Austria. E dopo la seconda guerra anche in Germania, 2 anni. E allora, ascolti, cominciamo da lei che ha la voce più grossa così sentono anche gli altri. Poi quello che non finisco questa volta, perché voi avete i vostri orari, vengo un'altra volta con più calma. Adesso ho visto intanto Signora Sara, anche lei si ricorda, no, della prima guerra mondiale? Sì, ma non mi ricordo bene. adesso vedrà che sentendo quanto dice il signore, come chiama lui, perché io purtroppo ho bisogno di non disperdere troppo le... C'è ancora questa signora del 1905 che sta arrivando. Ah, allora siamo una botta di ferro. Allora mi racconti lei di cosa ricorda quando sono arrivati, dopo Caporetto, insomma, dopo Caporetto. Dopo Caporetto, naturalmente. Lei abitava dove? Io abitavo a Coderno di Sedegliano. Di Sedegliano, che Sì. Quanto lontano qui da Udine? Sono 20. È verso Chilometri, su per su. verso San Daniele, verso dov'è? Verso Codroico. Verso Codroico, ecco. Cosa ricorda di... E infatti sono stato ferito a Codroico Già all'epoca? nella prima guerra mondiale. E come mai è rimasto ferito? Perché un capriccio di giovani Sì? è stato quello E cioè cosa che ha sarebbe? preso su un mio compagno, eravamo in 4, ha preso una bomba e era lasciata cadere, è scoppiata. E siamo rimasti feriti in 3. Lei? Io e altri miei 2 compagni. Eravamo in 4. E il Il quarto? quarto è riuscito ad andare a casa. A avvertire le famiglie, perché altrimenti non avrebbero mai saputo. Perché io E cosa si è ferito? A dove si è ferito? qui Alla fronte? Alla testa? a testa, una scheggia preso e dopo non so, mi hanno portato nel campo militare Nell'ospedale? Tedesco. E sì, erano già arrivati, era già stata Sì, erano già passati, insomma. Sì, appunto. Ecco, e di quando sono passati, mentre passavano questi soldati per il suo paese, ricorda che sono passati? Ricordo, e come anche, sono stati a bombardare anche il mio paese, hanno buttato giù 5 o 6 bombe, fortuna che sono andate cadute fuori dell'abitato. Ho capito. E i vostri paesani, i paesani del vostro paese, gli abitanti del vostro paese, dove sono andati? Sono rimasti lì in paese o sono stati profughi? In 3 siamo rimasti feriti e siamo portati nelle scuole, era il campo tedesco. Ho capito. Sì, perché erano arrivati i tedeschi. I soldati nostri erano andati oltre il tagliamento, hanno fatto saltare il tagliamento, il ponte. Prima passando per il vostro paese, ricorda che c'era cosa ricordo, e come ricordo? Fatti vedere ancora tanti militari che passavano giorno di notte. Sì, la ritirata di Caporetto. Entravano nelle case dove andavano da mangiare questi soldati? Sì, entravano anche nelle case, ma si aveva paura di tenerli in casa,
capito? Perché era stato ricevuto l'ordine di non accettare nessun militare italiano. E chi l'aveva dato questo ordine? I tedeschi? Ah, ho capito. Ma erano già partiti, Sì. non sono riusciti a passare il tagliamento, capito? E tutti giù, andati in mare, ma tanta gente. Io se posso dire una parola, dica. avevo 10 anni. Allora, aspetta, prima che finisco con le... Io avevo 15 anni. E allora il suo nome, che dopo me lo dimentico. Petronio. Petronio, e di nome? Vincenzo. Mario. Classe 1902. Dopo ritorniamo. Allora sentiamo lei che aveva 10 anni. Mi dica Brazzano di Cormons. Che paese? Brazzano di Cormons. Su nell'Alto Friuli. Mi dica il nome e la classe, lei. 1905. E si chiama di nome? Maria Cantarut. Cantarut. Sì. Cantarut con la T finale. Sì. Cantarut. Sì, mio papà. Adesso dopo gli italiani, Mussolini aveva cambiato in Cantarutti. Ah, perché c'è stato anche quel discorso che poi hanno cambiato. Quello lì era più austriaco. Noi eravamo l'ultimo paese austriaco. Brazzano di Cormons. Ho presente dov'è, sì. Sì, è a 2 chilometri, è proprio il confine, meno, dal ponte dell'Iudrio. Dove è cominciata proprio? Di qua erano tedeschi, di là erano italiani. Era la finanza austriaca di qui. Che io andavo a scuola con la figlia del capo e di là erano gli italiani. Ho capito. E sì che il ponte ci separava e basta. Lei era in territorio austriaco, insomma. Prego, io nel territorio austriaco. Quando sono entrati, la mattina del 24 maggio, noi si aveva in piazza 2 grandissimi pioppi, così. 2 grandissimi pioppi e i tedeschi li hanno minati, no? Insomma come buttati per terra. Sì, come barricata, come una barricata. Sì, una barricata per non che entrassero gli italiani. Sì, invece dopo li hanno spostati. Li hanno spostati o tagliati a fettine? Sì. Li hanno spostati quando sono entrati le truppe italiane e gridavano e noi tutti a portare coi secchi, a portare acqua. A chi? Perché avevano sete questi militari. Sì. E ci dicevano gridate viva l'Italia, altrimenti quando torniamo indietro, adesso andiamo a conquistare Gorizia e Trieste. E quando torniamo indietro vedrete cosa ci vedrete insomma cosa ci farete. Ma voi non avevate nessuna intenzione di gridare viva l'Italia? Ma loro volevano, perché noi eravamo austriaci e dovevamo essere contenti che vengono gli italiani. Ma invece a casa vostra non... E invece quando erano a Capriva, Lucinico, là hanno cominciato già a fermarli i tedeschi. Hanno cominciato a fermarli e prima di entrare in Gorizia appena del 16 agosto. E nel frattempo voi siete rimasti sempre a Brazzano? Siamo rimasti lì e le bombe austriache arrivavano sempre a Cormons alla stazione, per i treni, no? E anche da noi a Brazzano le bombe sono entrate in un cortile ma grande, ma non fatto male alla gente, no? Ho capito. Le bombe. E più arrivavano tutti i giorni alla stazione a Cormons e più in una grande vigna che avevamo proprio davanti alla nostra casa di un signore di Zorzon, insomma, non so se lei sa. No, perché sono da Treviso io. Sì. Bene, insomma, e dopo abbiamo avuto la ritirata. Nella ritirata, quando sono scappati, quando hanno dovuto andare sul Piave, e quella sera lì, per andare da Brazzano a Cormons, che Brazzano è una frazione, per andare a Povia lì avevano grandi magazzini di munizione. Quella sera lì quando scappavano, che data era? Era il 24 ottobre, la fine di ottobre del 1917. O novembre. Ma
A fine di ottobre, sì. 1° novembre, fine ottobre, 28... Sì, sì. E hanno fatto scoppiare tutte le munizioni e il cielo, per fortuna, quella sera, insomma tanta pioggia, proprio un diluvio di pioggia era, per fortuna, perché ogni tanto che scoppiavano queste munizioni, e noi insomma, e pareva che scoppiasse il mondo, tutto il cielo fuoco, tutto il cielo fuoco, tutto un grande fuoco. Così era anche dell'ultima guerra, del 25, a Palmanova, da quelle parti lì. Seconda guerra. Che facevano scoppiare le munizioni. Ma noi parliamo della prima, restiamo fermi con la prima. Bene, e quella lì, e poi erano gli arditi che giravano, gli arditi perché erano tutti delle prigioni, gli arditi. Allora facevano male a chi, dove andavano loro facevano male ai bambini, mettevano bombe sulle porte, i bambini così, dei peretti, pieno di bombe, e tanti bambini le prendevano in mano, scoppiavano e si ferivano, li ammazzavano, insomma, morivano. Ma durante la guerra questo, durante gli anni? No, nella ritirata. E perché lo facevano? Perché lo facevano questi scherzi? Gli arditi per dispetti, per far morire i tedeschi, perché scappavano. Ah, perché vi consideravano? Perché si ritiravano sul Piave. E consideravano voi ancora tedeschi? Ancora tedeschi. Incontro che si ritiravano, dappertutto buttavano queste bombe. Andavano per le case a rubare, anche in casa nostra hanno visto nella cantina che si aveva la mensa che distribuivano, non la mensa, la sussistenza, sì. E hanno visto 2 prosciutti che aveva mio papà e sono venuti di notte verso le 3 dentro per portare via questi prosciutti. Gli arditi erano? Prego? Erano sempre gli arditi? Sì. E mio papà è venuto giù dalla camera, insomma, correndo giù con la ronca in mano. Per fortuna hanno creduto chissà cosa, gridando, poi chissà cosa sono scappati, perché potevano ammazzarci tutti invece. E noi, e dopo... Siete scappati voi o siete rimasti? Non siamo scappati, aspettavamo di andare via all'ultimo momento. Si dormiva per te in casa, a terra, nei grandi sacchi di biancheria, di vestiti, di tutto lì. Si aveva messo lì per scappare. Quelli che sono scappati dopo sono rimasti sul tagliamento, che lo sa, questo, del tagliamento che hanno fatto saltare il ponte. Qualcuno del paese di Brazzano è scappato o sono rimasti tutti? Sono scappati anche di Brazzano, di Cormons, tanti. Invece la vostra famiglia, suo papà ha detto... No, siamo rimasti lì. Perché avevate questo negozio, come avevate questo... No, la sussistenza era dei militari italiani. E suo papà cosa faceva di mestiere? Mio papà aveva campagna. Aveva campagna. E come mai non era in guerra? È stato perché aveva tanti reumatismi. E appena venuta la guerra del 14, è stato chiamato a Lubiana, ma aveva le mani tanto gonfie, le ginocchia tanto gonfie, insomma... L'hanno scattato? Sì, l'hanno calcolato, sì, aveva già, eravamo già in 6 figli, l'hanno mandato a casa perché era veramente malato di artrosi, di osteoporosi. Nella ritirata, in novembre l'anno, sì, quando dal piano, insomma, i tedeschi si ritiravano e sono venuti fino a nascondersi perché avevano paura che li facevano contro gli altri, no? Che ci fossero ancora italiani? Sì. I tedeschi sono venuti a nascondersi? Sì, dal Piave, sì. Ah, dopo, quando si sono ritirati i tedeschi? È stata la ritirata. Dei tedeschi? Forse racconto male. No, racconta bene lei. Adesso lei sta parlando della ritirata ultima dei tedeschi, quando i tedeschi sono dal Piave ritornati... Aspetti che le dico una parola ancora su quella sera del cielo di fuoco. Ogni tanto grandi scoppi. L'indomani, per fortuna, che era tanta pioggia, e le strade
erano gialle di gas, tutte gialle. Se non fosse stata la pioggia si sarebbero morti tutti. Per via del gas? Tutti questi gas. Erano tutti gas asfissianti. Sì. E si sarebbero morti tutti. Così. Interessante. Sì. Invece non è morto nessuno di civili no, del paese. Perché pioveva ci siamo salvati. E lei ha questo ricordo del cielo tutto rosso, insomma. Tutto una fiamma, tutta una fiamma. Ma questo è stato anche di questa guerra, sa? Quel cielo. Io ero a Palmanova con mio marito morente. Sì, l'ultimo giorno morente. E l'abbiamo portato perché le hanno dato tanti solfamidici, aveva un'influenza e insomma piano piano 6 settimane è stato a casa e l'ultimo giorno hanno detto ormai muore, guardate se potete fare qualche cosa in ospedale. L'abbiamo portato con la Croce Rossa sopra della macchina. Abbiamo portato, è morto e quella sera lì era anche che scoppiavano le munizioni. Che stagione? Nei grandi magazzini, sì. Di Palmanova. Sì, il cielo ha tutta una fiamma. Che periodo era? E quello, aspetti, 45? Del 45 il 30 aprile. 30 aprile, benissimo. Devo restare nella prima guerra. Prego? Devo restare nella prima guerra io. Purtroppo. Ah, deve restare là. Ricorda quando sono ritornati indietro i tedeschi, sono ritornati nel 18, l'anno dopo. Sì, cosa sì. ricorda? Sì. Per quello, del 18? Quando c'è stato il contrario? Sì, i tedeschi scappavano, no? Scappavano perché avevano gli italiani che li rincorrevano, no? Quando sono tornati indietro. E mi ricordo che 2 sono andati a nascondersi, che si aveva un cunicolo lì, e si sono andati a nascondere come pazzi, credendo, insomma, perché sennò li ammazzavano. E come è andata a finire per questi 2 ragazzi? E dopo sono andati, non li hanno trovati, e così si sono salvati. Dopo più avanti, non so, più avanti, perché andavano lentamente, no? Dopo di Cormon, Scapriva, Lucinico, fino a Gorizia. E no? voi durante questo anno in cui sono restati i tedeschi nuovamente, sono ritornati i tedeschi, nel 17 e nel 18, sì. Come si viveva a Brazzano? Male perché erano prigionieri russi, tedeschi, cosacchi e russi anche, che era tanta di quella fame per tutti, tanta di quella fame che a noi bambini ci ammazzavano i topi e bucce di cipolla, di patate, andavano a cercare dappertutto. Chi andava? Questi prigionieri? Questi prigionieri, se potevano uscire del campo di concentramento che era proprio di fronte a noi, bastava attraversare la strada, e ci davano queste marmitte che mangiavano per far bollire i topi con bucce di patate, con bucce di cipolla. Una zuppa, insomma? Una zuppa per loro. Di topi? Sì. Che i miei genitori ci sgridavano, ma facevano tanta pena perché morivano di fame. Ma lei non faceva schifo vedere questi topi? Altro che, ma non si guardava, pregavano in ginocchio che si portasse a casa a far cuocere, e si faceva anche questo. Ma di preciso dov'era a Brazzano, ha detto lei? Io? Il posto esatto, che via era che abitava? Via 24 maggio adesso. Ora? Sì, e adesso via 24 maggio. E all'epoca come si chiamava? Come? All'epoca come si chiamava questa via? Non mi ricordo. Non importa. A 4 passi ha detto? A 4 passi, a 2 chilometri dal ponte, dall'Iudrio, dove era proprio il confine austro-ungarico. Ma se io volessi italiano. Se io volessi andare a vedere questo posto, cosa vedo adesso?
Ah, vede un bel paese che ormai... No, sì, ma dove abitava lei? Da cosa la riconoscerei questa casa e questo campo di concentramento? La mia casa di allora C'è ancora? è un pochino, sì, sono parenti dentro, perché era una bella casa, l'hanno rimodernata ancora e via 24 ed maggio. era davanti un orto che adesso hanno fatto giardino. Ah, sì. E poi era un grande portone che entravano i carri. Questo è via 24 maggio, numero allora se dovessi andare? Non potrei dirle perché sono i miei cugini, i miei parenti. Sempre di cognome? Cantarut. Cantarut. Sì. Ecco, per sapere dov'è... Piazza 24 maggio adesso abitano proprio in piazza... Per andare al cimitero, sa lei dove? No. No, lì nella piazza. E comunque tanti prigionieri c'erano, tanti prigionieri. Tanti, russi, d'ogni sorta, insomma. E italiani anche? Anche prigionieri italiani c'erano? No, italiani lì, sono stati gli italiani che li hanno imprigionati, no? Che li hanno... Sono entrati gli italiani dopo. No, io pensavo, avevo capito che i prigionieri erano nel 18, nel 17, 18, in quell'anno lì. Erano qua, dalla ritirata in poi. Sì, dalla ritirata in poi. Dalla ritirata in poi, sì. No, ha detto benissimo. Mi confondo. Molto bene. Il giorno in cui è finita la guerra, il 4 novembre, così, c'è stata una festa in paese, c'è stato, ricorda qualcosa? Erano tutti che erano contenti e felici perché si finiva la guerra, no? Qualche episodio particolare, ricorda? No, non mi ricordo proprio. Benissimo, lei mi ha detto molto bene, sentiamo. So che dopo avevano gli italiani, si andava, io avevo 13 anni, no? E si andava a ballare che avevano fatto una specie di... facevano dei festini, gli italiani cercavano di sollevare un po' questa popolazione. I soldati? Prego? I soldati italiani? Sì, il popolo, insomma, gli italiani. E dopo l'entrata, che sono stati lì, quanto tempo sono stati? Al Piave? No, su a Gorizia. Ah, sì, dal 16... 29 mesi sono stati. Sì, dal 24 maggio al 24 ottobre 1917. Dal 24 maggio 1915 sì. alla fine di ottobre del 1917. Sì, ai primi di novembre del 17, fine ottobre. No. Lei? Io non la sua ricordo quando sono nato. Troppo giovane. Quando è finita la guerra. Però ho due monete dove è scritto su Lagergeld. Di dove? Di mio padre che è stato prigioniero. In che lager? L'ho preso a Caporetto. Sì. L'ho preso a Caporetto e l'hanno spogliato tutto quello che aveva. Allora, siccome stavamo noi a San Pietro Maggiore, che è a 20 km al confine, verso il confine, c'era travolta la ferrovia che Cividale Caporetto. E lui era andato su, era venuto a casa, noi abitavamo a San Pietro Maggiore e ha preso, aveva negozio, ha preso una forma di formaggio. Raccontava sempre, no? Di questa forma di formaggio che gli hanno portato via i tedeschi. La prima roba che hanno fatto l'hanno spogliato, l'hanno portato via. Ma mi racconti di queste monete, le ha ancora presenti lei? Ne ho qui, una ne ho qui. Ah sì? Sì, è interessante. Scritto Lagergeld. Ma che il paese in cui era prigioniero suo papà, dov'era? Questo lager? Mio padre, no, ha fatto tutto il giro, da Caporetto l'hanno portato in Austria, poi ha fatto tutta la Balcania. Prigioniero? Sì, prigioniero. Ed è arrivato fino a Bucarest. E ho anche un documento dell'ospedale di Bucarest. È possibile averlo già? L'ho qui. Lo fotografo se me lo porta giù. Com'è? Se lei me lo porta giù, la moneta e il documento, io le faccio una fotografia, capisce? Avrei piacere vedere. E ho anche
alcune fotografie di parenti che erano in questi militari. campi di concentramento allora. E lui è stato, ha fatto tanti campi di concentramento. Benissimo, mi vada a prendere la fotografia e la moneta e io faccio la ripresa fotografica, che è proprio un piacere. Sia con calma. Su un carpone, se riesce, piano piano. No, se va su magari per tu lì che sopra. Oppure vengo io dopo da lei se vuole, se preferisce che venga io in camera sua a fotografare. Sì, perché ho anche altre robe. Allora vengo io dopo prima di andare a casa. Così è difficile Parenti portare. che erano... Benissimo. E anche della seconda guerra. No, purtroppo la seconda non posso. Allora adesso Quella l'ho avuta pure. I 2-3 compagni ci hanno portato nell'ospedale a Codroico. Ecco, mi dica sempre il nome altrimenti me lo dimentico. Come si chiama? Petronio. Petronio, È stato portato all'ospedale di...